2 minuti a partire da questo momento con il Veneto, perché abbiamo nel vicino Veneto Graziano Padovese, anche lui candidato a sindaco di Portogruaro. Qui è tutta una gestazione, nel senso che ogni giorno che passa aumentano i candidati. Sono partiti in 2, oggi sono in 6 ed è giusto andare a conoscerli. 2 minuti da questo momento, grazie Rosario. Graziano Padovese è colui che ha rotto per primo le acque presentandosi proprio qui a Telepordenone, se non ricordo male, qualche tempo fa. Voi vi state muovendo, voi della lista civica Città dell'Emene, lei è appoggiato solo da questa lista civica, soprattutto sulle frazioni in questi giorni. Com'è il termometro nelle frazioni di Portogruaro? Che cosa riscontra lei? Come ha ben detto, noi siamo scesi in campo fin da lontano ottobre proprio perché siamo una novità e quindi avevamo bisogno di farci conoscere per tempo. Ribadisco che noi siamo, ha appena sottolineato lei, che corriamo da soli, l'unica lista distinta e distante dai partiti, e abbiamo avuto il tempo necessario per farci conoscere. In questi giorni, come ben ha sottolineato, stiamo conoscendo le frazioni, stiamo facendo quello che è secondo noi il giusto rapporto con la cittadinanza per chiedere il loro parere, per chiedere le loro osservazioni e soprattutto per proporci anche noi quello che sono le nostre tematiche del programma e quello che sono soprattutto i nostri obiettivi in caso di un risultato eccellente che mai mette al limite la provvidenza. Quindi noi quello che stiamo facendo è quello che dovrebbero fare tutti i politici: stare in mezzo alla gente, sentire la gente e portare a casa quelli che sono i consigli, i suggerimenti e le varie opinioni. Ecco, ma quali sono i maggiori suggerimenti delle frazioni? Perché le frazioni da sempre in tutti i paesi si sentono sempre un po' abbandonate rispetto ai centri. Le frazioni chiedono di avere voce in capitolo, chiedono di essere molto più rispettate, chiedono di essere poste all'attenzione, non essere più abbandonate a suo dire come è stato fino adesso, chiedono di creare una consulta delle frazioni, perché non tutte le frazioni possono avere uno o più consiglieri che li possono rappresentare, quindi chiedono di avere comunque un mezzo, un organo che li possa rappresentare e che chiedono soprattutto che l'amministrazione, una volta che abbiamo creato questi percorsi di consultazioni, vengano rispettate. Alcune frazioni in questi ultimi periodi hanno avuto anche delle risposte, altre non dico che sono state abbandonate, ma meritano molta attenzione per il prossimo futuro. Noi ci facciamo partecipi di queste esigenze e vorremmo essere interpreti anche per le loro decisioni. Ringraziamo dunque Graziano Padovese, la linea alla redazione centrale. Zero spaccato. Perfetto.